Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Proprio come hai detto ci troviamo nella sede della Protezione Civile della Regione del Veneto qui a Marghera e siamo in attesa di fare il punto della situazione insieme al governatore Luca Zaia e all'assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottacin. Naturalmente al momento non c'è ancora stato detto nulla, dunque stiamo aspettando, dovrebbe iniziare a brevissimo e infatti vi faremo sentire proprio in diretta l'inizio della conferenza e quanto poi ci diranno per quanto riguarda quello che accadrà durante il corso della giornata e dunque anche tutte le precauzioni da prendere. Se non hai altre domande, Ferdinando, a breve dovrebbe iniziare, quindi vi lasciamo alla diretta della conferenza. Sì, Ilaria, infatti torniamo a collegarci tra pochissimo. Predisponiamo allora in modo da poter sentire la viva voce di Luca Zaia. Il Presidente della Regione Veneto sta per riferire, grazie anche alla diretta di Antena 3, all'intera Regione che cosa succede, quali sono le previsioni. Anche perché, lo ricordiamo, sono sue le parole di ieri, come nel 1966, siamo di fronte alle condizioni di una tempesta perfetta, ha detto Luca Zaia. Lo scenario è quello degli eventi di piena del 66, il governatore non nasconde la gravità eccezionale di questa situazione, ma si è affidato alla macchina dei soccorsi, alla macchina regionale delle emergenze, uno stato di mobilitazione che vi ricordo è per tutti gli uomini, i volontari della nostra regione, ma anche sul fronte nazionale perché è stata attivata la protezione civile. Da ieri mattina, sapete, è chiuso il ponte di Bassano, anche questo è un dato importante perché il ponte malato da diverso tempo adesso è spinto sotto la pressione ovviamente del Brenta che ancora attende la piena nelle prossime ore, quindi anche questo è uno stato di preoccupazione molto alta. Continuiamo a vedere poi le immagini della sala operativa di Marghera. Ci sono veramente in generale le condizioni della tempesta perfetta, quindi con questo scirocco, con questi venti. Dice bene naturalmente il Presidente, supportato dai tecnici naturalmente. Cosa vuol dire ci sono le condizioni? C'è una serie di situazioni bariche che ci fanno dire che ci sono le condizioni per la tempesta perfetta, perché, come ho detto prima, questo afflusso fortissimo di aria umida. Aria umida vuol dire ricca di vapore, quindi che poi scarica e diventa pioggia. C'è la bassa pressione crea vorticità, crea ancora sistemi perturbati e soprattutto quindi questi venti sciroccali. Mi scusi generale, ma vedo prego, Luca Zaia al fianco, lo vedete, di Giampaolo Bottacin, è alla sua destra l'assessore regionale alla protezione civile, veste la giacca della protezione civile anche il governatore Zaia. Sentiamolo. Grazie per essere qui presenti oggi. Al mio fianco l'efficientissimo assessore Bottacin che segue da ore tutta la partita e ne approfitto anche per ringraziarlo perché lui si fa H24, lo chiamo di giorno, di mattina, di notte, a tutte le ore e non lo becco mai in fallo perché vedo che ha sempre la risposta, sa i millimetri d'acqua, sa le criticità che poi vi darà anche un aggiornamento delle ultime ore. Poi ovviamente al dottor Dell'Acqua, anche lui sempre sul pezzo, il nuovo dirigente di tutto il settore ambiente, protezione civile, insomma tutto quello che viene in mente. Il settore disgrazie è suo e di Bottacin ovviamente che lo governa. Però al di là di questo, una comunicazione è necessaria. Noi ci siamo mossi sulla base e ci muoviamo sulla base di previsioni. Previsioni che abbiamo in mano non sono previsioni che ci lasciano ben sperare. Poi, come dico sempre io, solo i pessimisti non fanno fortuna, no? Per cui incrociamo le dita, basta un colpo di vento ad alta quota per spostarci la nube. Vi ricordate la famiglia Adams, no? Che aveva sempre la nube che li seguiva? Ecco, noi non siamo la famiglia Adams, però siamo preoccupati. Siamo preoccupati perché la previsione originaria ci parlava di 400 mm d'acqua per metro quadro, che sono 40 cm, però è come se noi facessimo un quadrato di un metro quadrato e pensassimo di avere l'acqua fino alle ginocchia, per capirci. Quindi la capacità prima del terreno di ricevere, il terreno è già saturo, poi dei fiumi di portare a valle, i fiumi sono sufficientemente pieni e infine
il mare di ricevere, c'è l'acqua alta. Abbiamo la condizione di una tempesta perfetta. Vi ricordate il 2010, 235 comuni alluvionati su 577 erano allora, se non ricordo male, e 10.040 famiglie e imprese alluvionate. Tutti se ne ricordano l'immagine di Vicenza con i gommoni dei Vigili del Fuoco, tutti si ricordano Monteforte del Pone, le rotture arginali, insomma di tutto. Allora, da un lato sappiamo che abbiamo previsioni peggiori del 2010, questo è poco ma sicuro. Dall'altro sappiamo che non ci sono state le nevicate, quindi non avremmo la neve che scende a valle, nel 2010 è accaduto quello, e sappiamo che c'è la stessa condizione di scirocco, sappiamo che nel 2010 non avevamo le opere che oggi abbiamo. Voglio dirvi che noi non ci siamo adagiati negli allori e puntato alla casualità e alla statistica pensando che avuto un'alluvione nel 2010 poi avremmo vissuto anni tranquilli. No, noi abbiamo costruito, abbiamo messo in sicurezza argini, fiumi, abbiamo creato bacini di laminazione, in questi giorni è stato concluso anche un nuovo bacino che è quello di Trissino, e quindi sarà una vasca, per dirla in maniera semplice, vuota, pronta a ricevere acqua in più. E il Caldogno, terminato 2 anni fa, 4 milioni di metri cubi. Il Caldogno in teoria è la nostra salvaguardia di Vicenza, no? Mette in sicurezza Vicenza, e ricordo che il Caldogno fece perdere la vita a una persona nel 2010, l'anziano nello scantinato di casa che perse la vita. 4 milioni di metri cubi di invaso, e ancora Muson dei Sassi, la Colomberetta, e potrei stare qui a citarvi anche quelle che stiamo portando avanti, che so, Viale Diaz a Vicenza, piuttosto che l'ampliamento di Montebello. Insomma, di opere ne abbiamo fatte. E allora questa previsione per noi è uno stress test. Cercheremo di capire, non stress personale nostro che ce l'abbiamo già quotidianamente, ma per capire se le opere sono già sufficienti per condizioni estreme. Allora, cari signori, le previsioni purtroppo si stanno confermando nella forza, nel senso che avevamo previsioni di piogge importanti ieri, adesso le 2 strade che erano chiuse ieri sera, la Gordina e la provinciale verso Forno di Zoldo, sono state aperte, però adesso abbiamo nuovi smottamenti che accompagnano da altre parti. Il Rotolon, il famoso Rotolon, ha cominciato all'allerta, e abbiamo avuto una tregua notturna. Ecco, io lo vorrei dire a sempre gli esperti del Totocalcio del lunedì mattina, come si dice. Ci ha trovato già qualcuno che stanotte diceva nei social: vedi, ha sbagliato tutto, c'è la luna, io li metterei fuori alla pioggia e finché non si stonfi li tirerei dentro, perché è una vergogna pensare che squadre preparate come tutti i nostri uomini e donne del meteo, gente che ha studiato una vita per le previsioni scientifiche della meteorologia eccetera, vengano, come si può dire, screditati da sti qua che guardano, aprono la finestra la sera dall'asciutto e dicono: ah beh, ha sbagliato tutto. Purtroppo l'acqua è arrivata, avete visto che acquazzoni abbiamo, e vi dico già che la previsione prevede che pomeriggio sera ci sia la botta dura. C'è stato riempimento dei fiumi ieri, c'è stato un po' come si può dire, di evacuazione di quest'acqua durante la notte, perché le curve noi le abbiamo, sono monitorati tutti i fiumi e abbiamo tutte le curve, poi vi diranno. Però sappiamo che adesso abbiamo il terreno che non riceve, nuova acqua che arriva, previsioni che prevedono una piccola pausa settimanale e poi ancora giù. Ma sentite, noi dobbiamo tirarci fuori da sto casino. Devo dire che la squadra si è mossa bene e Bottacin ha fatto un bel lavoro con i suoi, perché a differenza del 2010 c'è da dire che l'esperienza ci ha insegnato tante cose. I bacini montani li abbiamo tenuti al minimo, quindi non abbiamo solo le nuove opere ma anche i laghi da riempire. Vi ricordo che i Canadair per lo spegnimento dell'incendio di Taibon avevano difficoltà per scavare acqua a Santa Croce. Per fortuna, diciamo adesso, perché tutta quell'acqua che manca adesso la porteremo dentro. Quindi stato di massima allerta. Risposte ai ragazzi che mi avranno scritto, io penso, non so, 1.000-1.500 ragazzi, non so. Tra l'altro ho fatto prima una diretta su Instagram per rispondere a loro, perché è impossibile rispondere uno ad uno. Ovviamente loro sono preoccupati di sapere se le scuole saranno aperte. Treviso, Venezia e Belluno hanno già chiuso per domani. I prefetti, Padova è in arrivo.
Ecco, quindi Padova ha già firmato, Vicenza immagino che predisponga, adesso nelle prossime ore daremo anche comunicazione rispetto a questo. Stamattina un giornalista mi chiedeva, nelle alluvioni, nelle previsioni si può sottostimare o sovrastimare. Noi stiamo sempre dalla parte dei veneti, che è la terza opzione. Io non metto in pericolo neanche un'unghia di un veneto e davanti a queste previsioni io rifarei tutto quello che stiamo facendo, perché è facile fargli gli eroi, diciamo che la vittoria ha tante madri, no? Si dice, no? Invece la sconfitta è orfana. Noi abbiamo preso delle decisioni che vogliamo portare avanti. E ringrazio il ministro Salvini, l'ho sentito ieri pomeriggio sul Presto, che ora sarà stato, te l'ho detto? 4. Sì. E io ho detto, guarda, qui le previsioni sono assolutamente preoccupanti. Io non me la sento di pensare che i nostri ragazzi vadano, a parte il fatto che c'è un tema anche di circolazione e con i mezzi di soccorso in caso di emergenza è un problema, e neanche non mi sento di mettere a repentaglio la vita neanche di un ragazzo, neanche un'unghia di un ragazzo del Veneto. E lui, devo dire che con efficienza nel giro di mezz'ora ha fatto contattare tutte le prefetture del Veneto e si è chiuso. Qualcuno potrebbe dire, ma c'è una piccola area arancione, che normalmente l'area arancione è già un problema, adesso abbiamo tutto rosso il Veneto. E non sappiamo da che parte va l'acqua, se dovesse arrivarne tanta. E ringrazio anche il Presidente del Consiglio Conte, perché anche lui con estrema celerità ha dato risposta alla nostra richiesta di attivazione. Sentite, noi le attivazioni le chiediamo in maniera preventiva, perché se ci servono uomini sappiamo che ce li abbiamo già in divisa pronti. Inutile chiederle quando poi deve aspettare 12 ore, 24 ore perché arrivi qualcuno. Il fatto di aver attivato, vedo che anche altre regioni si sono mosse sulla stessa lunghezza d'onda. Infine ringrazio voi perché avete fatto una comunicazione che ci è stata utile. Vi chiediamo ovviamente di darci una mano, perché il ruolo della comunicazione è estremo. In un momento nel quale si parla di togliere i fondi dell'editoria, direi che è l'occasione di dire invece che i fondi dell'editoria servono per anche dare, come si può dire, la funzione pubblica che avete, civica, di informazione. Sì, esistono i social, a parte il fatto che i vostri giornali online li vedono tutti, ma è vero che noi abbiamo un rapporto diretto con voi. Quindi grazie per l'informazione che avete fatto. Noi non vogliamo che si creino allarmismi, non vogliamo che si creino fenomeni delle catastrofi, non siamo catastrofisti. Io tifo perché, guardate, perché tutta questa macchina messa in piedi si sia resa inutile, sarebbe una grande vittoria per noi. Però non posso non esimermi dal dirvi, cercate di seguirci come avete fatto in queste ore, cercheremo di fare comunicati. Ringrazio anche Carlo Parmeggiani ieri e la sua squadra, 13 comunicati, gli ho chiesto di fare comunicati, saremmo anche ossessionanti, però è giusto che vi diciamo tutto quello che sta accadendo. E voi continuate a informare i veneti e fate un grande lavoro per questa comunità. Un'ultima preghiera ai cittadini: noi abbiamo tante offerte di messa in disponibilità per la protezione civile, cioè gente che ci dice siamo qua, siamo disposti a venire a spallar fango, eccetera. Non abbiamo situazioni dove necessitano interventi da parte dei civili. Se necessitano sarete voi i primi a saperlo e dare una comunicazione alla comunità intera. Quindi grazie della disponibilità. Ai veneti dico: fate le vostre attività, fatele assolutamente con attenzione, evitate di andare a filmare frane che vengono giù, paltan sulla strada, di andare sui bordi dei fiumi a filmare le onde del fiume, del torrente impazzito che è diventato con le acque nere che arriva ai Garrelli. Evitate queste robe perché sono pericolose. Questo è l'appello che faccio, lo dico soprattutto ai ragazzi, no? E i ragazzi che hanno il telefonino come una parte, lo vivono ormai come il terzo occhio, cioè distanti dalle zone dove c'è la forza della natura che si vede. È l'appello ai ragazzi, perché io quando vedo le immagini che postano su Facebook, su Instagram, sui social, su Twitter, mi viene sempre il brivido, perché capisco che comunque sono troppo estreme e sono troppo vicine ai posti di pericolo. Io non aggiungo altro e passo la parola a Giampaolo Bottacci e dopo vi dirà anche dove ha avuto la branda. Molto importante quello che ha detto Luca Zaia, adesso lo riepilogheremo insieme. Intanto si predispone alla chiusura delle scuole, lo avete sentito in molte province, anche domani. E questo ovviamente è un appello molto importante, quello che ha fatto Luca Zaia, a non rischiare per andare a documentare con video, sono tantissimi da ieri, attraverso i social. Sentiamo ancora Zaia e poi Bottaccini.
però le robe si possono fare bene o male con lo stipendio, qui si fanno bene. Prego. Sì, ha già detto tutto il Presidente. No, non l'ho detto tutte le disgrazie. È stata attivata l'unità di crisi con convocazione già ieri l'altro, da ieri mattina è pienamente operativa, la sala operativa regionale è operativa da ieri l'altro mattina a pieno regime. L'unità di crisi allargata è una novità, nel senso che riguarda anche la nuova legge sulla protezione civile, sottolinea il coordinamento delle 7 prefetture attraverso la regione, quindi è una cosa nuova che stiamo sperimentando e che sta dando ottimi risultati. Faccio prima un cenno alle previsioni delle prossime ore. Il primo picco massimo delle precipitazioni è dalle 4 in poi, quindi tardo pomeriggio, e continuerà anche nella tarda serata. Ovvio che le precipitazioni poi si ripercuotono con qualche ora di ritardo sulle portate dei fiumi, quindi i tempi possono essere scaglionati. E le previsioni meteo purtroppo sono state confermate, quelle di ieri l'altro, con qualche piccola variazione. Stiamo monitorando costantemente, facendo girare tutti i software ripetutamente per avere la precisione migliore. Abbiamo i principali corsi d'acqua che sono monitorati. Il no casting ce l'avete, l'ultimo, quindi lì trovate anche tutti i valori, senza che ve li ripeta. Per quanto riguarda la sintesi di quanto accaduto, dividendo un po' per province, vado velocemente. Provincia di Belluno abbiamo avuto criticità importanti ad Alverà col torrente Bigontina. Si è lavorato tutta la notte con i servizi forestali, i volontari della protezione civile, per garantire delle opere di contenimento aggiuntive, perché lì veramente è venuta giù una quantità d'acqua non indifferente. La strada regionale a Cordina è stata chiusa ben 2 volte ieri e riaperta questa mattina. Speriamo definitivamente, ma con quello che sta per accadere incrociamo le dita, perché la situazione è complessa. Riaperta la 251, strada provinciale della Val di Zoldo, questa mattina. Nel Feltrino abbiamo avuto qualche allagamento, soprattutto nella zona di Lentiai, vicino al Piave. Sono stati chiusi 2 ponti, quello a Belluno in città, il ponte quello più basso, e a Quero Vassa a scopo precauzionale. A Perarolo abbiamo la storica frana, ci sono stati problemi sulle briglie a monte e il sindaco ha disposto l'evacuazione delle persone coinvolte, come era già successo a dicembre, sempre a scopo precauzionale. Provincia di Vicenza abbiamo ancora isolati in questo momento l'Aste Basse, Pedemonte e Posina, con l'evacuazione di alcuni abitanti. Abbiamo alcune strade provinciali di collegamento col Trentino ancora interrotte e i livelli dell'Astico sono particolarmente alti. La frana di Rotolon è già stata citata dal Presidente, anche in quel caso là siamo sul livello di allarme rosso. In provincia di Verona adesso abbiamo una videoconferenza alle 12 con il Trentino per la regolazione della portata, perché l'Adige ha un livello elevato, ha superato il secondo livello di soglia. Perché dico col Trentino? Perché c'è un canale scolmatore che consente di derivare una parte della portata sul lago di Garda a Torbole, però ovviamente lo dobbiamo fare coordinandoci con la provincia autonoma di Trento. Provincia di Treviso. Ieri pomeriggio il Piave è cresciuto, è arrivato fino verso le 9, 9 e mezza, 10 di ieri sera a 1400 metri cubi al secondo da Busche, quindi quello è il riferimento, ed è cresciuto fino a 650 metri cubi al secondo. Diciamo che con 1600 metri cubi al secondo, quindi poco più di quello di ieri sera, rischiamo di andare in crisi nelle golene, quindi non superamento degli argini ma nelle golene. È molto attenzionato il Livenza, anche in questo caso sia Livenza che Tagliamento, e quindi passiamo anche a provincia di Venezia. Siamo in contatto costante col Friuli Venezia Giulia e a Gorgo del Monticano so che il sindaco sta facendo l'ordinanza di sgombero di alcune abitazioni in golena. Provincia di Venezia, appunto, dicevo, Livenza e Tagliamento sono quelli che preoccupano di più. Padova, ieri eravamo molto preoccupati sul Musone dei Sassi, oggi sembra, in base alle precipitazioni che ci sono state, che sia meno preoccupante, ma il Brenta ha livelli importanti, tant'è che il lago del Corlo
ad Arsier e ai minimi, proprio per invasare il più possibile. Ci stanno circa 20 mm cubi d'acqua. Provincia di Rovigo in questo momento non abbiamo problemi, quindi diciamo che Vicenza, l'ho detto prima, abbiamo tre paesi isolati, e Vicenza è sempre collegato al Brenta e al fatto che teniamo il Corlo basso per invasare. Ma vediamo questo foglio. E Pedemonte. Vediamo tutto il report comunque. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione attuale. L'acqua alta a Venezia 1,48, 1,50. Io avevo 1,48, comunque siamo. Fra l'altro aggiungo, prima di passare la parola al dottor Dell'Acqua, che ho sentito stamattina presto anche Federica. Anche Federica è sul pezzo, mi diceva che comunque avrebbe avuto verso le 9 e mezzo gli ulteriori aggiornamenti. Loro condividono con noi l'ansia della partita dell'Ivenza, Pordenone, Meduna, insomma tutta quella parte dove siamo anche peraltro confinanti e dove spesso si va sotto acqua, per cui anche loro hanno il suo problema. Posso fare una domanda? Perché sono stati usati i laghi, no? Non ancora usati, sono stati usati parzialmente, nel senso che per esempio il Corlo ieri ha invasato un po', questa notte abbiamo svasato, adesso è tornato al minimo. Quindi dei bacini di eliminazione fatti dopo il 2010 al momento nessuno è operativo? I bacini, no, 3 sono operativi, ma entrano in funzione quando la portata è tale da arrivare al massimo livello di guardia, allora a quel punto si apre il bacino di eliminazione. Laghi pieni, giù, bacini e dopo pieni. Prego dottor Dell'Acqua. Ma niente, solo per dirvi che il sistema di protezione civile regionale è stato completamente adattato, abbiamo chiesto ai volontari come per gli studenti di essere già sono già allertati, quindi non andare a lavorare, di essere pronti. Abbiamo più squadre pronte nell'eventualità di esondazione. Allora, vediamo, dunque, ora si sta concludendo la conferenza stampa, ricordiamo solo alcuni punti, poi sentiremo ancora Luca Zaia a conclusione. Siamo preoccupati, le previsioni appunto sono quelle di 40 cm per metro quadrato, così erano, sembrano confermate, ma mi è sembrato molto attento a combattere le critiche di queste ore, forse per una macchina messa in campo troppo eccessiva, ma si vedrà nel corso della giornata, proprio perché a partire dal pomeriggio c'è la grande preoccupazione che dicevamo. Allora c'è lo stress test, così lo ha definito, sarà uno stress test per tutte le opere messe in campo anche in questi anni, bacini, ha ricordato Trissino, Caldogno, insomma, quindi questo è molto importante. Le previsioni sono peggiori del 2010, ricordiamo cos'è stato il 2010, lo ha detto anche il governatore Luca Zaia davvero pochi istanti fa, ha detto di aver sentito anche il governatore del vicino Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, preoccupato per la zona del Pordenonese, del Meduna, poi in particolar modo. E quell'appello che Zaia ha fatto ai giovani, non solo, ai ragazzini, ai ragazzi con i telefonini: evitate di andare a riprendere i fiumi in piena, in quelle immagini spettacolari che fanno il giro dei social e del web, proprio perché vi mettono maggiormente a rischio. Le evacuazioni quindi sono più di qualcuna, come abbiamo scoperto anche nel Vicentino, abbiamo visto anche ovviamente nel Bellunese, come già detto, nel Trevigiano si sta eventualmente predisponendo lo sgombero di alcune abitazioni a Gorgo al Monticano e cercheremo di capire tra poco magari con il sindaco che cosa ci dirà in diretta. I laghi sono da riempire, questo ha detto Luca Zaia, ed è un dato positivo anche perché ha ricordato come nei giorni scorsi quell'incendio nell'Agordino metteva in difficoltà nell'intervento gli stessi Canadair, che non riuscivano a pescare acqua dai laghi proprio perché erano tenuti bassi e quindi ci preparavano al meglio anche per questa ondata di maltempo. Sentiamo ancora da Marghera la conferenza stampa della Protezione Civile con il governatore Zaia. Che le ultime esondazioni hanno sempre causato morti in sottopassi, garage interrati o gente che pensava di salvare la macchina nel momento in cui aveva il garage che si stava allagando. Lasciare perdere
queste situazioni, percezione del rischio, parlate chiaramente ai cittadini. Sappiate che ieri ho ricevuto parecchie telefonate di gente che dice: oh, ma perché le prefetture hanno chiuso le scuole, ma perché? Perché i modelli ci dicono che possono essere dei rischi. Okay? Grazie, ringrazio il dottor Dell'Acqua, saluto per averci raggiunto anche l'ingegner Fabio Dattilo, che è il comandante, io dico super comandante, Vigili del Fuoco Veneto, Trentino Alto Adige, e quindi ci dà anche lo spaccato dell'attività, come si può dire, fondamentale che fanno i Vigili del Fuoco, in piena collaborazione ovviamente con la protezione civile, perché qui siamo solo una squadra. Grazie Presidente, sì, è un sistema di protezione civile, come dice la norma, la legge, e credo che stiamo lavorando bene per la prevenzione a favore dei cittadini. Le previsioni del tempo le conoscete tutti, sono quelle ufficiali, sono veramente disarmanti. Oggi pomeriggio è prevista una recrudescenza ed è stato grazie al fatto che si è intervenuti in precedenza anche con i bacini di laminazione che sono stati opportunamente bilanciati a riuscire a evitare per ora gli allagamenti. Se guardate le immagini dell'Adige o del tagliamento, poi vi renderete conto da soli che questa azione preventiva è stata fondamentale. Peraltro, siccome è previsto oggi pomeriggio e fino a questa sera, almeno che non ci siano altri cambiamenti, una forte recrudescenza, quindi il culmine del maltempo, saremo già con i bacini imbriferi pieni e solo grazie all'azione fatta in maniera preventiva se riusciremo a cavarcela. Se dovesse comunque rompere un argine o straripare, di sicuro la macchina, il sistema è lì pronto per funzionare. Grazie a tutti e sono a disposizione per le domande. Grazie. Domande ragazzi? Sì, una domanda. Prego. Una domanda riguardante quante persone sono in campo in questo momento. Persone in campo, Bottacini. I Vigili del Fuoco sono quelli che ci sono ordinariamente, tranne piccoli richiami per poter andare nelle sale operative per ora, però sono pronti a raddoppiare i turni, quindi il personale del Corpo Nazionale, dovesse capitare l'evento, questa sera può raddoppiare i turni, cioè si incrementa del doppio il personale normalmente presente. Cioè, di quante persone stiamo parlando? Stiamo parlando di circa 1 migliaio di persone. Protezione civile e volontari? Protezione civile operativi già da ieri, soprattutto nel Bellunese, nel solo Bellunese operativi ieri oltre 250 volontari, con più 2 squadre pronte, jolly, già ieri operative sul campo. Operative vuol dire essere proprio fisicamente sul posto dove è successo qualcosa. Poi ci sono tutti quelli preallertati che stanno lavorando anch'essi, preparando le attrezzature, i sacchetti di sabbia, insomma tutto quello che serve per essere pronti anche logisticamente, portando le attrezzature in mezzi dove l'emergenza si prevede più impattante. Allora, sono stati allertati tutti i volontari del Veneto, quindi stiamo parlando di più di 10.000 persone potenziali. Quindi sono stati tutti a casa dal lavoro? No, solo quelle squadre specializzate. Sì. Saranno quanti? In tutto il Veneto saranno, l'assessore, quelle 1.800. Sì, 2.000 persone. Sì. Più di 1 migliaio. Voglio anche dirvi che ieri pomeriggio ho voluto, per tranquillità, so che si erano attivati già il giorno prima, però ho voluto sentire i direttori generali delle ULS per essere rassicurato del fatto che anche lì ci sia la messa in sicurezza e si valuti anche il minimo rischio. E peraltro adesso giunge la notizia che sul Monte di Livenza c'è la possibilità dell'evacuazione ovviamente dell'ospedale, per ovvi motivi, perché Livenza lì se va fuori fa un disastro sul Monte di Livenza. Vi ricordo l'alluvione del 66. Quindi la state valutando? No, stanno provvedendo in questo minuto. No, sì. Non te lo so dire. Circa 200 mi è stato riferito. Quindi capite che è un'emergenza con molti fronti aperti. Cioè non è che 200 persone da evacuare. Sì, non 200 pazienti. Ma se si potesse mettere i 3 puntini rossi peggiori, le 3 priorità che più vi spaventano, quelle... Guarda, io non so come sia la partita,
Però in tutta questa partita io sono preoccupato del Piave. Perché? Perché alle previsioni si aggiungono poi i grossi problemi che la statistica ci rimanda. Se sentite il professor Dal Paus, che io ritengo il luminare di queste partite, ci spiega che poi c'è sempre il tema del ritorno della piena storica, e noi dal 66 che non la vediamo più questa piena. Quindi ogni anno che passa capite che per la regola, la logica dei numeri è un anno in meno di possibilità di non vedersi. Cioè la piena storica è che ciclicamente comunque c'è la piena nel Piave. Si ripete con una storia. Cosa è il modello? 80 anni? Ogni 100 anni si ripete una piena di quella portata. In un lasso di 100 anni si ripete una piena. Considerate che sono già passati 66-52 anni e non abbiamo più avuto piene. È probabile che i 100 anni vadano a scadenza, quindi si arriva al 99esimo anno, ma è probabile che ci arrivi anche con sto giro qui. È statistico. Statistico pure. E questo, il tema della condivisione del Livenza-Meduna con il Friuli Venezia Giulia, e poi le città. Guardate che sulle città l'Adige ieri abbiamo squillerata per un metro, il fiume usciva e andava dentro per Verona, cioè questa è la verità. E poi la montagna avete visto che la prima volta la montagna ha cominciato a muoversi. La montagna di dissesto idrogeologico è un quid in più rispetto all'acqua che passa nei torrenti, perché vengono giù frane. Le frane, se cascano negli alvei, bloccano il corso dei fiumi, viene fuori un casino. Per cui guarda, direi che il Veneto è tutto rosso in questo momento e noi non ci spostiamo da qui. Altre domande, ragazzi? Posto. Ci sono preoccupazioni sulla zona di Taibon dopo l'incendio della... Sì, la zona di Taibon, a prescindere da tutto il resto, comunque una volta spento l'incendio prevedeva l'opera di bonifica, perché quegli incendi non sono mai spenti, si trasmettono anche attraverso le radici sottoterra, quindi sembra spento. Quindi era già stato predisposto sia il presidio della strada che rimane chiusa, la strada a valle dell'area incendiata, per almeno 2 settimane, 3 settimane. No, non è Valle di San Lucano. Sì, rimane chiusa, era già previsto prima che succedesse questo, e ovviamente con questo evento c'è un presidio ulteriore fatto dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile, e ho sentito il sindaco anche ieri sera, avevano appena fatto un giro perché con questi fenomeni aumenta la possibilità di discesa di materiali, ma verso il paese non ci sono stati nessun tipo di materiale che è sceso, e verso la strada anche molto poco, almeno fino a ieri sera. Si può dire che il picco di rischio è previsto tra il pomeriggio di oggi e il pomeriggio di domani all'incirca? Se non cambiano le condizioni meteo, sì. Se non cambiano le condizioni meteo, sì. Quindi domani alle 4 si tira un sospiro di sollievo. Momentaneo. Momentaneo, si C'è pausa e poi ancora pioggia. Le piogge sono previste fino ricordiamo le previsioni dei prossimi giorni. Sì, allora, le piogge sono previste, come dicevo, questa mattina aumenteranno fino ad avere il picco fra le 4 e le 7 di stasera, e però poi continueranno anche durante la notte. E domani mattina inizierà a esserci a schiarire, sì, a esserci un miglioramento delle condizioni meteo. È chiaro però che poi dopo si ha la ripercussione per qualche ora in base appunto al tempo sì, anche perché le maree, giustamente mi sottolinea l'ingegnere Dattilo, le maree non aiutano a regolare il flusso delle acque, e quindi perché spinge indietro. C'è anche la sessa? Alta marea fa un blocco. Ecco, poi dopo ci sarà, dunque, fino a... ho perso la cognizione del tempo, oggi è lunedì, vero? Sì. Martedì e mercoledì bello, giovedì ancora brutto. Sì, per adesso non situazioni come quelle che abbiamo affrontato in questi 2 giorni, perché ricordo che le situazioni che abbiamo affrontato in questi 2 giorni sono paragonabili agli eventi del 66, quindi per adesso parlano di... Continuiamo a sentire la conferenza stampa da Marghera con il governatore Luca Zaia e l'assessore Giampaolo Bottacin.
Quello che abbiamo visto poco fa, tra l'altro, eccezionale la nostra regia con le immagini di Edoardo Magliarella, è il Piave dall'alto con le immagini di un drone, quindi è un drone che ha ripreso negli scorsi minuti quella che è la condizione del Piave, ed è quello che preoccupa, lo avete sentito nel Trevigiano non solo, il governatore Luca Zaia, perché lo ha detto testualmente: sono preoccupato per il Piave, perché c'è l'ipotesi ovviamente del ritorno della piena storica. Come sappiamo sono 52 anni che non c'è una piena e dovesse tornare può non accadere, ma statisticamente prima o poi deve accadere. Vi ricordo una notizia poi ancora importante, oltre alle grandi preoccupazioni per il pomeriggio, è che le scuole restano chiuse anche domani, arriveranno poi comunicazioni ufficiali, ma l'ha detto Luca Zaia, il quale Luca Zaia ha dato poco fa, confermandocela, di fatto la notizia che avevamo riportato in apertura di questa nostra diretta straordinaria insieme all'amministratore delegato dell'ospedale di Motta di Livenza, cioè che sono pronti all'evacuazione. Generale, l'unica cosa so, perché poi ci deve lasciare tra qualche minuto, cosa possiamo aggiungere? Queste previsioni nulla, le conferma anche lei? Certo, no? certo, ci mancherebbe. C'è questo aumento delle precipitazioni nelle prossime ore, c'è qualche buona notizia, ecco, durante la notte invece dovrebbe esserci un'attenuazione, ma ripeto, al di là delle precipitazioni, al di là dei millimetri, perché se non so 400 sono 150, 200, comunque sono sempre tanti. Poi al di là delle precipitazioni, come dire, gli effetti si sentiranno anche le ore a seguire, perché i fiumi poi devono assorbire e devono scaricare. Esatto, e vorrei mettere un ulteriore scientificamente in evidenza il fatto che tutta questa situazione subisce un'azione di blocco che viene messo poco in evidenza, perché, ripeto, queste situazioni si spostano da ovest verso est. Verso est sul continente c'è un'area di alta pressione non intensa, ma che di fatto blocca e rallenta lo spostamento naturale delle perturbazioni verso est. Ecco perché le piogge sono abbondanti e si ripetono e si intensificano sempre sulle nostre zone, quindi questo è un ulteriore momento anche di difficoltà. Un'ultima mi lasci solo dire, bene ancora, perché la predisposizione della macchina dai vigili del fuoco a tutta la protezione civile, perché così si affrontano le emergenze. Succede? Sì, speriamo di no, ma allora è inutile? No, perché comunque è un'esercitazione veramente capillare, un'esercitazione su emergenza reale, e quindi mette in evidenza quelli che possono essere i problemi e comunque ci mette nelle condizioni di attenuare i danni, soprattutto in termini di vite umane, che non è poco. Allora, tra l'altro, il governatore ha citato Luigi Dal Paus, che noi avevamo cercato nelle scorse ore proprio per, adesso vedo che ci sta cercando nuovamente lui, per contattarlo, per avere un contributo anche dalla sua esperienza, come citata dallo stesso governatore Luca Zaia. Grazie al generale Iannicelli, ci rivediamo nel corso della giornata, buon lavoro, e appunto vedremo se riusciamo a contattare poi anche il professor Dal Paus per avere un'opinione, un intervento da lui, un'analisi. Italo, ti chiederei, possiamo solo dare uno sguardo alla conferenza stampa che credo sia ancora in corso, insomma ci saranno le domande, sta parlando ancora Zaia, sentiamolo ancora. Miliardi di euro, se non ricordo male. Tra l'altro ci lavorò il professor Dal Paus su questo piano, no? Un piano che aveva una visione del Veneto e una visione della sua messa in sicurezza. Abbiamo fatto molte opere, il professore spesso lo ricorda, tanto è vero che anche nel suo ultimo libro dice questa giunta regionale è l'unica che ha fatto fattivamente qualcosa, e in pastoie burocratiche da paura, perché vi ricordo sono passati 8 anni, prima vi ho detto che abbiamo appena concluso i lavori di Trissino, dopo 8 anni. Abbiamo Trissino, Caldogno, Muson dei Sassi, Viale Diaz, la Colomberetta a Monteforte d'Alpone, Pra dei Gai, che voi sapete che quello famoso della busta aperta che ci è toccato mandare tutto in procura, eravamo pronti a intervenire, sono 30 milioni di euro di opere e così via. In cuor mio, noi siamo oggi in appalto, in progettazione, scusate, per la diga di Ciano del Montello, la diga, il grande bacino di Ciano, che incuba quanti metri cubi? 38-39 milioni di metri cubi. Facciamo 40 milioni di metri cubi, cioè vuol dire Piave.
Ecco, se c'è qualcosa ancora da fare di importante, poi di roba da fattibile ce n'è un po' dappertutto come sempre, ma di importante, il Piave. Quanto costa 60, quanto c'è? Costa 54 milioni. 54 milioni, 40 milioni di metri cubi, cioè vuol dire 10 volte Caldogno, a Ciano del Montello. Considerate che per arrivare alla progettazione e decisione abbiamo passato le forche caudine delle amministrazioni, degli ambientalisti, di tutte le autorizzazioni, cioè è un disastro. Siamo in progettazione, abbiamo i soldi, ci sono i soldi, sì, ci sono i soldi, siamo in progettazione. Ciano del Montello per il piano. Guardate, il punto debole oggi, diciamo quello che ha meno opere, è il Piave. Il Piave purtroppo viene vissuto come un parco naturale, invece ricordiamoci che sarebbe un fiume che è diventato torrente. Alle elementari ci spiegavano la differenza tra fiume e torrente. Il torrente ha dei periodi che non ha acqua, il fiume ce l'ha sempre. Vi ricordo che durante la Serenissima il Piave aveva 1,5 chilometri di acqua da sponda a sponda, adesso andare a trovarla l'acqua, e il Piave c'ha sta foresta dentro che in caso di piena storica la foresta farà diga sui ponti che abbiamo, perché le piante andranno via, andranno tutte a formarsi sui ponti. Quindi il Piave va pulito, bisogna che se lo mettano in testa gli ambientalisti che continuano a dirci che sbagliamo, che se lo mettono in testa le autorità che vivono il Piave come segare piante. Cioè, ormai abbiamo piante d'alto fusto perché sono 30-40 anni che non si può più toccare niente. Facciamo delle pulizie parziali, il Bottacin ha fatto delle campagne di scavo parziali, ma il Piave va, svoda. E si mettono il cuore in pace a tutti quelli che pensano che non sia così. Comunque nel frattempo siamo andati avanti con la progettazione della grande diga di Ciano del Montello, che adesso insomma verosimilmente se si parte nel giro di qualche anno ce l'abbiamo. Prego. Beh, in Alto Adige c'è stato il blocco dell'autostrada del Brennero, della statale e anche della ferrovia contemporaneamente per una frana. Questa notte, da ieri sera in avanti, però adesso le cose si stanno riprendendo. Per quanto riguarda la provincia di Trento, l'allarme è rosso come Bolzano, e adesso abbiamo allora quindi avete sentito ancora il governatore Luca Zaia tornare proprio sul Piave, che è la preoccupazione evidentemente maggiore che ha anche in previsione futura, ricordare come tra l'altro durante questa conferenza stampa il Muson, lo ha detto Bottacin, che preoccupava nelle scorse ore, è in condizioni migliori, ma in realtà ha carattere torrentizio di fatto e tra l'altro non scorre più alto rispetto al livello del terreno e delle città, per esempio Loreggia, e quindi si riempie anche molto rapidamente il Muson, ma comunque nel Padovano è il Brenta a preoccupare, così come nel Vicentino. Allora torniamo sul Piave, ricordato come in progettazione ci sono i 60 milioni di euro per i 40 milioni di metri cubi che è l'invaso, la diga di Ciano del Montello sul quale si deve lavorare, che metterà in sicurezza anche il Piave, che va assolutamente ripulito, lo ha detto ancora una volta il governatore Luca Zaia. Prima di tornare in diretta alla conferenza stampa, tra poco avremo a microfono il governatore Zaia, ti chiedo Italo se riusciamo a vedere ancora il nostro direttore sul campo, quindi a Venezia, Luigi Bacialli, che appunto sta raccontando la città di Venezia in questa giornata di grande attesa e preoccupazione proprio per le 14:50, quando probabilmente si raggiungeranno i 150 centimetri di acqua alta. Vediamo. Eccoci qua con gli operatori ecologici di Venezia, Fabio e Cristian. Allora, continuate a lavorare senza problemi nonostante l'acqua, sì. Abbiamo le barche, sappiamo dove si possono fermare, fuori del pontile o agli altri dei pontili, i posti appositi, e riusciamo a fare lo stesso servizio oggi. Ecco, squasse non ce ne sono più in giro perché col nuovo porta a porta no. Una volta navigavano dappertutto. Sopra l'acqua proprio. Pantegane se ne vedono? Sì. La mattina presto, sì. Purtroppo ancora. Ecco, e quanto andate avanti a lavorare? Fino a fine servizio, finché non viene finito le zone, finché non vengano finite tutte.
E voi vi fate, cosa fate? Una parte di San Marco in sostanza? Sì, noi una parte di San Marco. Poi arrivano le barche e portano via l'immondizia. Sì. E dopo appoggiamo le passerelle e le togliamo se c'è la cosa. Ma oggi prevedete veramente, è confermato questo 1,50? Loro continuano a confermare, prevedono fino alle 2 che crescerà, può darsi anche che riesca a venire bene alta, sì. Anche se non è che qui stia piovendo, però il problema è che piove in montagna e poi i fiumi si ingrossano, c'è lo scirocco. Sappiamo cosa succede. Però lo scirocco adesso non si vede, non ce n'è. Allora grazie, vi lascio lavorare, buon lavoro. Buon lavoro, grazie tante. Grazie. Allora, avete sentito il nostro direttore Luigi Baccialli raccontare Venezia. Credo, vediamo se ci aiutano dalla regia. Italo, ha finito la conferenza stampa Luca Zaia, mi sembra di intuire. Vediamo, adesso arriverà credo al nostro microfono, il microfono di Ilaria Marchiori, quindi per ulteriori aggiornamenti e domande. Notizie importanti, dunque chiuse le scuole anche nella giornata di domani, ma la comunicazione arriverà nelle prossime ore. Grande apprensione per il pomeriggio, un po' dappertutto. Il governatore Zaia ha detto di aver sentito anche il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica, proprio per i corsi d'acqua che hanno in comune Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dunque, e così si sentirà a mezzogiorno, lo ha detto poco fa, ma mi sembra che a questo punto la videoconferenza con il Trentino Alto Adige sia slittata di qualche minuto, proprio perché bisogna decidere come impiegare, come gestire i flussi d'acqua. La fortuna, a differenza del 2010, è che non ci sia la neve, non tanta, che si è sciolta in queste ore, è vero, e questo è molto importante anche per la piena, le ondate di piena che si attendono nel pomeriggio, tardo pomeriggio. Vediamo Venezia, cosa c'è? Fatemi sapere se Luca Zaia ha il microfono con noi. Qui dove siamo? La diga di Busche forse, con Tiziana Bolognani, appena è pronta allora ci collegheremo subito con lei. Questo è vero che è uno stress test, come ha detto Luca Zaia, che ha ribadito di evitare in tutte le maniere qualsiasi rischio andando a filmare nelle zone pericolose. Anche la stessa chiusura delle scuole era oggi utile, è utile sia oggi che domani per garantire l'intervento immediato degli operatori, degli uomini della protezione civile, dei volontari e di tutta la macchina dell'emergenza, proprio perché non vi sia troppo traffico, e da qui appunto i consigli a rimanere anche nelle proprie abitazioni. Quindi il pomeriggio sera si aspetta la botta. Queste sono le parole di Luca Zaia pochi istanti fa. Forse, Italo, ci aiuti, possiamo vedere Lina dal Ponte della Priula, come abbiamo detto, tra l'altro chiuso durante questi lavori previsti da diverso tempo, con un ponte alternativo, ma anche questo ponte alternativo è stato chiuso proprio perché l'ondata di piena, insomma, può creare delle difficoltà e quindi è bene prevenire il peggio eventuale. Lina Paronetto. Siamo a Susegana, siamo a Ponte della Priula, quello che vedete là in fondo è l'imbocco del ponte Bailey, che è l'attraversamento provvisorio costruito durante i lavori per permettere i lavori al cantiere del vecchio ponte storico sul Piave. È stato inondato, lo vedete parzialmente, dalle acque, soprattutto la parte dell'imbocco. L'acqua è sulla carreggiata e sul cemento. Ora naturalmente la circolazione è chiusa ancora da ieri preventivamente. Vediamo anche i vigili del fuoco che stanno compiendo un sopralluogo proprio per verificare la situazione. Non è facile, continua a piovere, ci hanno detto che un'ora fa c'è stato comunque il passaggio di massima delle acque, ma si continua a monitorare la situazione perché anche nel pomeriggio dovrebbe piovere. Colleghiamoci con Zaia, appena pronta, perché so che ha il microfono di Ilaria Marchiori, quindi appena siete pronti fatemi sapere. Sta attendendo proprio di parlare con noi il governatore Luca Zaia. Non metto in pericolo neanche un'unghia dei Veneti, ha detto pochi istanti fa. La vedo inquadrato, ci sente Ilaria, allora se sei pronta ti vedo con il governatore Luca Zaia. Vai Ilaria.
Sì, buongiorno Ferdinando. Allora, è appena terminato il punto insieme al Presidente Zaia e all'assessore alla Protezione Civile Bottacin. Allora, Presidente, lei ha detto ci sono le condizioni per quella che potrebbe essere la tempesta perfetta, quindi noi siamo, la Protezione Civile, insomma tutte le forze in campo sono pronte a intervenire. Assolutamente sì, noi ci basiamo sulle previsioni, che sono previsioni che purtroppo fino ad ora sono confermate, tante precipitazioni, una pausa notturna che abbiamo visto tutti con una stellata, addirittura con la luna ben visibile in molte parti del Veneto, e poi ancora precipitazioni. Il momento di difficoltà sarà dall'oggi pomeriggio a serata alla notte, e abbiamo avuto dei picchi importanti, ci sono previsioni fino a 400 mm d'acqua per metro quadrato, vuol dire acqua fino alle ginocchia per metro quadrato. Presidente, lei ha voluto sottolineare anche un aspetto. Alcune persone hanno detto ieri sera c'è la luna, ma cosa stanno dicendo, eccetera. Vogliamo spiegare un attimo che insomma gli allarmi non arrivano a caso? Ma la schiarita era prevista dalle previsioni. Però è pur vero che davanti a questi dati sappiamo che abbiamo delle allerte, prova ne sia che abbiamo le frane, si è chiusa la strada a Gordina che poi è stata riaperta, si è chiusa la provinciale sul Forno di Zoldo che poi è stata riaperta, il Rotolone ha riniziato a muoversi e molto altro ancora. Tanto per dire, l'Adige a Verona era 1 metro dall'apice dell'Argine per poi uscire dal suo alveo e andare in città. Le previsioni purtroppo si sono confermate, noi non possiamo abbassare la guardia, abbiamo fatto una buona attività preventiva mantenendo semivuoti tutti i bacini montani, quindi i laghi di montagna, i quali ci faranno da serbatoio adesso per la bomba d'acqua, e in più entreranno in funzione le opere che abbiamo fatto, quindi Trissino, Caldogno e altre opere che abbiamo fatto. Ecco, volevo specificare, le scuole resteranno chiuse anche domani, almeno in 4 province. Ah sì, Treviso, Padova, Venezia e Belluno già sì, adesso daremo informazioni anche per le altre, ma immagino si vada in questa direzione. Ecco, l'ultima domanda, Presidente, ha lanciato un messaggio soprattutto anche ai cittadini. Al momento non c'è bisogno, insomma, dei civili che diano una mano, e lei ha anche detto, mi raccomando, non andate nei luoghi a fare filmati. Sì, ringrazio tutti per la disponibilità, che come al solito i veneti sono sempre disponibili per le attività di volontariato, dall'altro per evitare filmati, intasare strade perché tutti si vogliono fermare a fare il filmato del fiume in piena, frane, andare a vedere catastrofi. Statevene a casa, statevene da altre parti dove non c'è pericolo, perché il pericolo è sempre dietro all'angolo, anche per chi va a fare i filmati, soprattutto dico ai ragazzi di evitare questo. Ilaria. Ringraziamo il Presidente Luca Zaia per la disponibilità. Allora, un flash, attimo, sì, Ilaria, dimmi Ferdinando. Flash, se puoi passare anche l'auricolare al Presidente, ma giusto per capire, sì, siccome adesso un'altra un attimo che glielo passo. Conferma quello che un'altra ANSA adesso, Presidente, buongiorno, conferma quanto è quella che è la preoccupazione, insomma, di un po' di noi tutti, di voi che state gestendo la macchina dell'emergenza, insomma, che davvero questa ondata di maltempo è prevista nel pomeriggio. Questo mette a tacere quanti guardavano il dito e non la luna, allora mettiamola così, ma c'è previsto un ulteriore vertice nel pomeriggio, pensate di ritrovarvi, di riaggiornarci nel corso della giornata, insomma, per dare qualche dato ulteriore nel pomeriggio o tardo pomeriggio? Assolutamente sì, guardi, la sala operativa e l'unità di crisi sono sempre operative, per cui in soluzione di continuità H24, per cui usciranno comunicati e comunicazioni tutto il giorno fino alla fine di questa crisi. Perfetto, grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a lei, buongiorno. Grazie al Governatore Luca Zaia. Ilaria Marchiori, che Ringraziamo il Presidente, ci collegheremo a breve per sentire anche quanto ha da dirci l'assessore alla Protezione Civile. Intanto restituisco la linea, Ferdinando. Noi ci fermiamo per pochi istanti e poi torniamo ad aggiornare, anche perché continuano ad arrivare notizie. Ovviamente ora si fa più concreto questo pericolo che si prevedeva e che resta confermato dai dati che abbiamo in mano fino a questo momento. C'è una riunione in prefettura a Padova, a livello d'allarme 2, preallertate ambulanze del volontariato per le possibili evacuazioni. L'Ulse Uganea sta censendo i pazienti in assistenza domiciliare e i soggetti fragili che potrebbero eventualmente essere evacuati. E così, come sapete, è pronto il piano di evacuazione eventuale anche per l'ospedale di Motta di Livenza. A tra poco.
Torniamo in diretta con l'edizione straordinaria di Antena 3. Ringrazio ovviamente tutta la squadra eccezionale al lavoro, da Italo Morao, Fabrizio Bazzoni, Alessandro Granziera, Nicola Zanetti che coordina tutto, i nostri inviati. E a proposito vedo Tiziana Bolognani ancora in collegamento con noi insieme agli uomini della protezione civile. Tiziana, intanto, visto l'abbigliamento, mi sa che è ripreso a piovere lì, o sbaglio? Sì. No, non sbagli, ha ripreso a piovere se Nicola ci fa vedere, ve lo fa vedere, c'è anche un timido raggio di sole che però è preludio, secondo quanto ci stanno dicendo gli uomini della protezione civile, di un'altra scarica temporalesca, di una cella temporalesca che si è addensata proprio qui sopra Busche. Siamo in comune di Cesio Maggiore, siamo lungo il ponte che sovrasta il fiume Piave, siamo all'altezza dello sbarramento della diga dell'Enel a Cesana. Lago di Busche sta scaricando in questo momento, la portata è di 1250 metri cubi al secondo, tutto attorno è andato sott'acqua come potete vedere dalle immagini. Andrighetti è uno dei tanti uomini della protezione civile del Veneto che in questo momento e da ieri stanno lavorando senza sosta. Ci può raccontare che cosa state vedendo e dove siete impegnati? Allora, siamo stati fuori tutta la notte perché c'erano 3 case che stavano andando sott'acqua proprio qui a Cesana. Poi siamo stati in comune, c'era il COC aperto, quindi dovevamo presidiare per rispondere ad eventuali problemi che ci stavano creando. Per fortuna non è successo niente, però purtroppo ci hanno allertato in quanto il pomeriggio ci sarà una copiosa caduta d'acqua ancora che andrà ad aggravare quello che già abbiamo, che vedete in questo momento, insomma. Ecco, perché noi vediamo che effettivamente la situazione è grave, probabilmente molto più grave di quanto non si è visto in passato, vero? Sì, no, infatti per fortuna l'Enel è riuscita a aprire le porte in maniera che il Piave, caricando il lago, scarica direttamente e quindi non c'è più il problema di inondazione delle case che si è creato ieri sera. Speriamo che, ma purtroppo hanno detto che dalle 5 alle 11 di questa sera ci sarà una copiosa caduta d'acqua che coprirà anche i 20-30 mm all'ora. Quindi vuol dire che cade tanta acqua, saremo allertati tutta la notte anche in seguito, insomma. E voi siete stati vicini anche alla popolazione in queste ore, vero? Sì, sì, certo, anzi quando ci vedono arrivare tirano un sospiro perché purtroppo hanno paura stando in casa e quando ci vedono arrivare, meno male che almeno siete qua voi, gli diamo un po' di conforto per quello che si può fare, perché abbiamo messo sacchi, abbiamo le motopompe per svuotare le case e tutto, ma continua a piovere e continuano a inondarsi. Questo Lentiaie, lei sa com'è la situazione nella zona del Feltrino? Verso Lamont, Arsier hanno più problemi di noi, però qui è messa acqua appunto dalle 5 di questa sera alle 11, staremo allerta perché è quello che possiamo fare. Ecco, come ci diceva poco fa, quella nuvola nera che noi avevamo proprio di fronte a noi si sta avvicinando minacciosamente, il raggio di sole è stato coperto nuovamente dalle nubi, ricomincia a piovere incessantemente, con Nicola Marcato che sta lavorando assieme a me sul fronte dell'emergenza in provincia di Belluno. Continuiamo a monitorare la situazione, ci spostiamo, intanto ringraziamo Andrighetti e grazie anche alla protezione civile che ci ha consentito di percorrere questo ponte che vi ricordo è chiuso, è vietato, è interdetto al passaggio perfino pedonale, quindi li ringraziamo veramente. Abbiamo lavorato, ve lo diciamo, stiamo lavorando in estrema sicurezza per evitare insomma problemi non solo a noi ma anche evidentemente a chi ci accompagna. Ferdinando. Un ragionamento importante, stiamo cercando adesso di mostrarvi un messaggio della Croce Rossa, e questo è fondamentale, che smentisce la classica fake news di queste ore che riguarda l'acqua di rubinetto, e siccome gira voce
che non si possa bere l'acqua di rubinetto. Cerchiamo di farvi vedere il vero post appunto della Croce Rossa che smentisce questa notizia. Eccola qua, vediamo se riesco a leggervi questo post in relazione al presunto invito a non bere acqua di rubinetto. Oggi e domani Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Veneto smentisce ogni disposizione di questo tipo. Si tratta solo di fake news e informazioni inattendibili. Fate girare. Pochi minuti fa questo post attraverso tutti i social e i profili della Croce Rossa Italiana, quindi il Comitato Regionale del Veneto, che smentisce un invito a non bere l'acqua di rubinetto. Quindi fino a questo momento non c'è nessun divieto di questo tipo per l'acqua di rubinetto della nostra regione, nelle province della nostra regione. Eccolo qua, l'ho trovato così potete vederlo più in chiaro. Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale del Veneto, in relazione al presunto invito a non bere acqua di rubinetto, ve lo ricordo ancora una volta, oggi e domani, Croce Rossa smentisce ogni disposizione di questo tipo ed è una fake news quella che sta girando e purtroppo mai, forse come questa volta, ci troveremo nelle prossime ore a combattere con le fake news, con le preoccupazioni, con le ansie e con le voci che gireranno attraverso i social. Abbiamo anche altre notizie, proprio le vogliamo verificare insieme alla redazione, così altre che ci sono arrivate in questo flusso nella lunga mattina di questa diretta che proseguirà per tutto il pomeriggio. Stiamo cercando di verificarle insieme ai colleghi in redazione. Meteo, la grande paura, vi faccio vedere l'apertura del Gazzettino in questo momento, le scuole restano chiuse, lo sapete appunto anche domani, il Piave Straripa Cesana, occhi puntati su Brenta e Bacchiglione, 20 a 150 orari e trombe d'aria, ma per i meteorologi è solo l'inizio, l'ondata di maltempo a nord-est, così viene raccontata in questi momenti dai colleghi della Stampa, che ha ringraziato poco fa anche il governatore Luca Zaia nel momento in cui si parla dei tagli ai fondi per l'editoria. Questo credo che sia ancora il Piave, mi date una conferma ragazzi anche dalla regia nelle nostre immagini, poi se riusciamo a vedere e sentire anche il direttore Luigi Bacialli che è insieme ai turisti e le passerelle nel centro storico di Venezia, dove credo si stia spostando proprio Ilaria Marchiori per continuare a documentare e mostrarvi che cos'è l'attesa per questa grande acqua alta delle 14:50, proprio in quell'orario è prevista. Alle 8:30 blackout in zona industriale e artigianale di Asolo, la situazione è quasi totalmente ripristinata. Alle 11, quindi la notizia del blackout di Asolo, che era quella che volevamo verificare, è confermata anche dal sindaco contattato pochi istanti fa, la conferma, ma la situazione è tornata praticamente alla normalità con il lavoro di questa mattina. Vedo il direttore Luigi Bacialli da Venezia, vediamo. Qui siamo a Ponte San Moisè, vedete che continuano i turisti ad andare in gondola senza nessun problema, vanno avanti nonostante la situazione si stia decisamente modificando, perché vedete qui davanti a San Moisè le passerelle e l'acqua piuttosto alta che porta proprio nella zona che porta alla Basilica di San Marco. Grazie al nostro direttore Luigi Bacialli. Questa mattina sta raccontando la sua Venezia, quello che succede. Ci dobbiamo fermare allora, ho capito bene, pochi istanti e poi torniamo ad aggiornarvi perché abbiamo altre notizie che riguardano chiusura degli impianti Luxottica di Agordo Cenceniga, come avevamo detto, nel Bellunese, annunciata ieri fino alle ore 14, è stata estesa alle 22, quindi impianti chiusi
impianti di produzione di Luxottica, Cencenighe e Agordo fino alle 22 di oggi, non soltanto alle 14. Ulteriore estensione proprio perché la violenta ondata di maltempo è prevista per il pomeriggio. La stiamo seguendo in diretta, così come abbiamo fatto sino ad ora, insieme al governatore Luca Zaia, che ha annunciato i provvedimenti, gli interventi e le apprensioni per le prossime ore. A tra poco. 12:45, la nostra edizione straordinaria per raccontare quello che sta succedendo nel Veneto a rischio alluvione questa mattina. Dunque torniamo a Venezia, dove c'è grande preoccupazione, dicevamo, per l'acqua alta. Il governatore Luca Zaia ha raccontato tutto quella che è la situazione attuale e le preoccupazioni. È legata la sua soprattutto al Piave, che rivedremo tra poco, sul quale ci sono anche notizie importanti. Prima ancora con il nostro direttore Luigi Bacialli a Venezia. Qui siamo sulle passerelle, ecco qua, le passerelle, non c'è un gran traffico di persone in questo momento, però vedete insomma gente che insomma comincia a camminare con l'acqua alle caviglie, e poi le passerelle ovviamente che in questo momento, per chi non ha stivali, sono decisamente importanti. Noi gli stivali li abbiamo e per cui siamo a posto. Tra l'altro con un bastone, mi sa, dei selfie modello giapponese, il nostro direttore, per raccontare in questo momento quello che succede, lo avete visto a Venezia. Vediamo gli altri aggiornamenti. Vi abbiamo detto degli stabilimenti Luxottica chiusi fino a questa sera alle 22. Adesso andiamo a Ponte della Priula, dove sapete è stato chiuso non solo il ponte storico sul quale si stanno effettuando lavori di ristrutturazione, ma anche quello, il ponte Bailey, che è stato posato nelle settimane scorse per garantire comunque il traffico stradale, interrotto da ieri sera proprio per evitare eventuali rischi. Vediamo il vigile del fuoco. La situazione attuale qui a Ponte della Priula. Allora, la situazione attuale è di un livello stabile, cioè nel senso che è cresciuto nella giornata di ieri notevolmente, però attualmente è stabile. Però il problema è che sono previste delle forti piogge nelle prossime ore nella zona montana e quindi ci si attende un nuovo innalzamento della piena a partire dalla nottata fino a domani. Ecco, situazione uguale anche per Ponte di Piave? Situazione uguale, che ancora non abbiamo monitorato a vista, però sappiamo che lì, essendoci un restringimento dell'alveo, la crescita del livello è più veloce rispetto a qui. Monitorerete anche tutta la notte? Sì, noi siamo in una situazione di aumento abbiamo aumentato le nostre risorse umane proprio in vista di queste condizioni atmosferiche che, come vedete, vanno per il peggio piuttosto che per il meglio, per cui abbiamo incrementato il numero di persone presenti e siamo pronti a fronteggiare la situazione. Allora, così da Ponte della Priula avete sentito anche la forte pioggia che è ricominciata a cadere. Chiedo, Italo, se abbiamo la diga del Cadore, quelle immagini spettacolari che girano nel web da ieri. Sentiamo anche l'audio, guardate la violenza dell'acqua, sentiamo pure anche l'audio. E ora guardate da quest'altro lato del ponte, è impressionante. Così da ieri. E il peggio deve ancora venire. Continuiamo a vedere queste immagini. Davvero impressionante la furia dell'acqua e appunto il peggio deve ancora venire. Abbiamo sentito di alcune portate
stiamo parlando dell'acqua, di quanta acqua portano questi fiumi. Lo ha citato nei dati il governatore Luca Zaia, l'ho detto questa mattina anche Massaro, sindaco di Belluno. In questo momento, lo ricordava anche Tiziana Bolognani a Cesio Maggiore, a diga dell'Enel, la portata nella zona di Busche è di 1250 metri cubi al secondo e crescerà col passare delle ore. Al Piave, se non ricordo male, era 1600, ma questo adesso dobbiamo verificarlo nei tanti dati che abbiamo segnato dalla conferenza stampa del governatore Luca Zaia fino a poco fa. Ha citato più volte il professor Dal Paos, che stiamo appunto cercando di ricontattare. Il pomeriggio sera arriverà la botta dura, la botta vera, ha detto Zaia. Non metto in pericolo nemmeno un'unghia dei veneti, rispondendo alle critiche di quanti attraverso i social ieri sera dicevano ma c'è la luna piena, allora è tutto tranquillo. Chissà se pensano la stessa cosa in questi momenti, guardando il cielo e la pioggia che è tornata a cadere, le previsioni di raffiche sino a 150 km all'ora. Speriamo davvero non sia così, perché sarebbe potentissima. Nelle piogge abbondanti con vento di scirocco dovrebbero cadere tra i 250 e i 300 mm nell'arco delle 12-18 ore. Nella pianura e lungo la costa le piogge saranno intermittenti e più moderate. Lo scirocco soffierà in serata con raffiche superiori ai 100 km/h sulla costa e 150 la zona montana in quota. Il bollettino della Protezione Civile prevede il passaggio del fronte principale del maltempo dopo la mezzanotte, con piogge temporali diffusi anche in pianura e costa, come dicevamo. A Pordenone è stato chiuso un sottopasso ferroviario sulla strada provinciale 70, San Leonardo, alberi sono caduti sulla strada, vengono monitorati i livelli di fiume Meduna e Tagliamento, che al momento sono stazionari. Vediamo se ho aggiornamenti, lo chiedo anche alla redazione, qualche novità. Ricordiamo che Motta di Livenza è pronta all'eventuale evacuazione dell'ospedale, attualmente non c'è questa esigenza e speriamo non vi sia nelle prossime ore, ma la macchina è pronta. Mi fate sapere quando ci possiamo collegare con il sindaco di Cortina d'Ampezzo, in attesa di sentire anche Tiziana Bolognani proprio dal Bellunese, il sindaco di Cortina, dove sapete appunto nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, c'è stata l'evacuazione di alcuni residenti, una decina, qualche decina, circa 40 nella parte alta di Alverà, frazione di Cortina d'Ampezzo. Adesso queste sono proprio immagini del Bigontina che ieri sera, appunto già da ieri era in piena, probabilmente nel pomeriggio ci sarà un peggioramento. Questa mattina è ricominciato a piovere con una forte insistenza anche a Cortina. La tempesta perfetta, come l'ha definita il governatore Luca Zaia, che ha detto di restare distanti dalle zone dove si vede la forza della natura, proprio come in questo punto della zona dell'Ampezzano, dove vedete la furia del Bigontina, e così come gli altri fiumi a carattere torrentizio, ecco, e lo hanno ripetuto in tutti i modi, tutte le salse e con ogni espressione in questa conferenza stampa terminata da pochi minuti, e che cercheremo di riproporvi appena è pronta nel lavoro dei nostri colleghi in redazione. Adesso il Ponte degli Angeli a Vicenza lo facciamo vedere nuovamente. Chiedo a Italo nelle immagini. Sapete che è uno dei punti che desta maggior preoccupazione, perché lì passa il Bacchiglione che poi arriva a Padova. La piena è attesa nel pomeriggio e tarda serata, ma come sempre in questi casi non si può prevedere un orario preciso. Eccolo nelle immagini che avevamo già visto nel corso di questa lunga diretta che abbiamo iniziato alle 11 questa mattina e che proseguirà per tutto il pomeriggio
il Bacchiglione, che è sorvegliato speciale, il Ponte degli Angeli a Vicenza, e che quindi per ora è in crescita, ma con, vedete, un quieto scorrere fino a questi minuti. Il Brenta Bassano, che forse ho intravisto in quelle immagini, per fare eccolo qua, una carrellata veloce, e vedete che qui è molto diversa già il carattere del fiume, che appunto scorre con più violenza. Non ho novità, vediamo che cosa mi dicono. Chiara Gaiani per aggiornamenti. Il Brenta, quel che è appena uscito dal vertice di Padova, e questo è molto importante anche perché sapete che ci sarà la decisione ufficiale poi nei prossimi minuti per la chiusura delle scuole, ma che già è stata anticipata dal governatore Luca Zaia. Chi abbiamo? Eccolo qua, Gianpietro Ghedina. Buongiorno sindaco di Cortina d'Ampezzo. Salve, buongiorno a tutti. Sindaco, grazie per essere collegato con noi, con Antena 3, aggiornare in questi minuti, queste ore che saranno per lei anche di grande difficoltà, come già avvenuto ieri. Prima domanda che le faccio, Bigontina, che situazione c'è? Sì, allora innanzitutto va detto che la situazione è di grossa difficoltà, ma abbastanza circoscritta, nel senso che il torrente Bigontina, che a un certo punto ieri temavamo che tracimasse. In realtà si è lavorato molto bene questa notte, tutto comunque aveva lasciato di piovere, poi ha ripreso fortemente questa mattina dalle 6, adesso sta piovendo, quindi insomma ci auguriamo di riuscire in questa lotta uomo contro le intemperie, insomma, a superare le prossime 24 ore. Sindaco, ovviamente la zona di maggior preoccupazione è quella di Alverà più alta, no? E le persone che lei ha scelto di evacuare questa notte, ha deciso a livello di precauzione, proprio nell'area in cui, ricordiamo, purtroppo poco più di un anno fa c'è stata una vittima. Quelle persone sono ancora fuori casa, si prevedono nuove evacuazioni? Sì, allora ieri poi nel tardo pomeriggio ho fatto un'ordinanza di evacuazione, peraltro delle stesse persone, delle stesse abitazioni che erano state interessate l'anno scorso nel fenomeno che era successo ad agosto. Nello specifico ovviamente l'ordinanza è attuativa anche oggi, e insomma vediamo un po' l'evoluzione delle prossime 24 ore. Martedì insomma dovrebbe esserci sicuramente un miglioramento. Si è lavorato molto questa notte, devo dire che c'è stata veramente una grossa sinergia anche grazie agli impiantisti, diciamo, delle piste, che hanno messo a disposizione tutta una serie di mezzi, quindi sia escavatori che di camion, e quindi lavorando a più turni durante la notte insomma si è riusciti questa mattina ad avere una situazione che era tornata quasi alla normalità. In tutto questo ovviamente abbiamo una situazione adesso nelle prossime ore di grosse ed intense piogge, per cui insomma stiamo lavorando, insomma ci auguriamo di poter passare la serata, il pomeriggio. Poi tra l'altro proprio lì intanto da un aggiornamento, l'unità di crisi che sta monitorando l'andamento dell'ondata di maltempo che sta colpendo il Veneto è riunita nella sede della Protezione Civile a Marghera. Abbiamo seguito in diretta la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, ha elaborato una mappa degli accumuli su 44 stazioni di monitoraggio sparse in tutto il territorio, e comprendenti anche Sappada, recentemente passata al Friuli Venezia Giulia. Senta sindaco, abbiamo mostrato in corso di questa mattinata della nostra lunga diretta anche quelle immagini davvero preoccupanti della ruspa al lavoro nel correre impetuoso dell'acqua del Bigontina, quando appunto viene travolta la ruspa e si salva fortunatamente l'operatore al lavoro. Quindi sono stati minuti comunque molto preoccupanti. Ecco, mettiamo in chiaro anche come si sia continuato a lavorare proprio per mettere in sicurezza le persone, e anche con le ruspe proprio nell'alveo del torrente, nel greto del torrente, proprio perché anche in quella condizione di emergenza si doveva lavorare. Le chiedo di rispondere, sindaco, intanto un'impressione su quel che appunto ha vissuto e visto magari in questi video e sul posto lei in prima persona, ma poi qualcuno diceva perché non pulire i torrenti, ovviamente i fiumi, quando si può fare. Ricordiamo che purtroppo in questi momenti si deve intervenire proprio perché arriva molta più ghiaia, molta più sabbia, molti più massi in questi momenti, che non necessariamente ci sono, no? Durante altri periodi dell'anno.
Sì, ovviamente oggi si lavora sull'emergenza. Esatto. C'è da dire che diciamo che il torrente Bigontina, che parte in alto sotto le montagne, cioè sta scaricando una montagna intera, quindi difficilmente, diciamo, ovviamente l'amministrazione comunale riesce, diciamo, con questo tipo di interventi ad essere risolutiva. Devo dire che c'è da parte sicuramente del Genio Civile della Regione Veneto un grosso aiuto, anche dal gruppo, diciamo, forestale, stanno coadiuvando ovviamente le nostre forze, e c'è comunque a monte un progetto ovviamente un po' più ambizioso, ma sul quale si sta già ragionando grazie all'assessore Bottacin, che però dovrà essere, diciamo, realizzato il prossimo anno, e quindi con tempi più lunghi, ovviamente creando dei bacini a monte, creando tutta una serie, diciamo, di situazioni che possano frenare, perché qui parliamo non tanto di acqua, ma parliamo di materiale che scende dalla montagna, quindi questo ovviamente necessita di interventi, diciamo, molto più importanti e molto più onerosi. Sindaco, ultima cosa, quindi diciamo l'allarme, la paura, mentre vediamo appunto le immagini dell'operatore a lavoro sulla ruspa travolta dal torrente e che fortunatamente si è messo in salvo. A che ora e appunto per quale fascia oraria, insomma, inizia la preoccupazione, e che cosa si sente di dire alla popolazione dell'Ampezzano? Beh, qui intanto si lavora ininterrottamente, c'è un grosso lavoro, una grossa sinergia con tutte le imprese che stanno intervenendo e dando il loro sostegno, il loro supporto, diciamo, con i loro mezzi. Quindi ovviamente c'è una situazione critica per le prossime 24 ore, 18 ore, insomma, comunque diciamo che la situazione è comunque monitorata, c'è un gran lavoro, c'è una grande dispiego di uomini, e mi sento semplicamente innanzitutto ovviamente di ringraziare questi operatori che sono veramente straordinari nella loro attività. In tutto questo ovviamente le persone sono già state allertate, sono state messe al sicuro, ovviamente è una situazione che già un po' conosciamo purtroppo sull'esperienza passata, e comunque insomma bisogna essere positivi, insomma crediamo, insomma attendiamo, insomma l'importante è stare a testa bassa, lavorare, poi vediamo insomma fra 18 ore, speriamo insomma che torni sereno. Sindaco Ghedina, la salutiamo, la ringraziamo, ci torniamo a sentire se possiamo disturbarla nel corso del pomeriggio, un po' anche per aggiornare la situazione. Assolutamente sono a disposizione, intanto vi auguro anche a voi buon lavoro. Grazie Sindaco, buon lavoro anche a lei e ai suoi uomini. Intanto salvata in tarda mattinata dai sommozzatori e vigili del fuoco una donna in procinto di scivolare nel fiume Tesina, Marola di Torri di Quartesolo. La donna si era allontanata questa mattina da casa quando sono scattate le ricerche dopo il ritrovamento dell'autovettura. I sommozzatori hanno scorto la donna poco prima del ponte dell'autostrada sull'argine estremo. La donna è stata soccorsa coperta e portata in barella fino alla strada per essere trasferita in ospedale dal personale del SUEM 118. Questa è una notizia molto importante, anche perché ha ricordato i rischi e le vittime del 2010 lo stesso governatore Luca Zaia pochi minuti fa in diretta ad Antenna 3. Sono preoccupato per il Piave, ha detto ancora una volta, ha ricordato le zone appunto a rischio e dove si è vissuto, Caldogno appunto, dove c'è un invaso, adesso è inaugurato solo recentemente, opera del dopo 2010, abbiamo imparato qualcosa su quel che è accaduto. Volevo leggervi un aggiornamento appunto che riguarda proprio il vertice in prefettura a Vicenza. Continuiamo a vedere le immagini della situazione nella nostra regione. C'è stato un vertice in prefettura e il sindaco di Vicenza Rucco ha illustrato la situazione in città e al prefetto e ha chiesto l'apertura del bacino di laminazione, se non per un rischio esondazione che ora non c'è e non è previsto, almeno per collaudare il bacino di laminazione, l'opera appunto inaugurata solo recentemente. Così è stato detto, starà uno stress test per il nostro territorio e per evitare nuove ferite pesantissime come nel 2010, quando furono 235 i comuni alluvionati, più di 10.000 tra imprese e persone coinvolte da quel violentissima ondata di maltempo. Vediamo, ci possiamo collegare con Tiziana, mi fate sapere quando è pronta Tiziana Bolognani, ancora dal Bellunese, per capire
dove siamo. E poi Italo, ti chiedo, mentre continuiamo a vedere le immagini di Venezia nella giornata di ieri, quando si è tenuta la Venice Marathon e poi appunto hanno resa difficoltosa davvero per l'acqua alta, che oggi potrebbe raggiungere la sua nuova punta massima di 150 centimetri attorno alle 14:50. Credo al telefono ci sia Chiara Gaiani, poi vediamo le immagini del Piave. Chiara. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Da Padova. Sì, dici da tutto. Padova, esattamente. Allora, la prima notizia è scuole chiuse per tutta la giornata di domani a Padova, scuole e università, come sta già accadendo oggi. Anche a Padova alle 9 si è riunita in prefettura una riunione di emergenza con i sindaci dei comuni interessati, c'era anche il comune di Padova. Una nuova riunione si terrà anche nel pomeriggio alle 16. Preoccupa, notizia di questi minuti, anche la situazione del Brenta, che affronterà, avrà la sua piena nel territorio della provincia di Padova nel corso della notte e alle porte della città di Padova all'alba di domani. È sempre monitorata anche la situazione del Bacchiglione, una prima piena, ma abbiamo appena sentito l'assessore Michalizzi e stiamo rientrando in redazione, saremo in grado poi di proporlo anche ai telespettatori, penso nel giro di una mezz'oretta, che ce ne illustra proprio in modo puntuale la situazione. Ci diceva il Bacchiglione dovrebbe passare in piena questa notte, ma è una piena che non desta grande allarme. La vera criticità si annuncia per la giornata di domani. Sorvegliato speciale anche il Musone dei Sassi, sappiamo quanti danni ha fatto nel nostro territorio negli anni passati, perché in montagna continua a piovere, voi l'avrete ben raccontato durante questa lunga diretta, e quindi insomma si attende per la giornata di domani la giornata di fuoco per quanto riguarda la provincia di Padova. Il Brenta è la novità che sta preoccupando anche la città di Padova, anche se l'assessore ha ribadito proprio pochi minuti fa non c'è un reale pericolo per la città di Padova. Il Brenta però, che si alza, imporrà delle manovre idrauliche diverse rispetto a quelle che sono state effettuate per esempio per la piena storica del 2010. Non si potranno quindi usare i canali dello scaricatore, il canale di San Gregorio classici, che poi confluiscono nel Brenta, quindi ci sono i tecnici comunali allo studio proprio per capire come convogliare le acque. La zona della città ovviamente che resta critica per quanto riguarda la città di Padova è la zona della Paltana, dove per ora hanno chiesto a tutte le abitazioni di sollevare gli oggetti di valore. Noi siamo stati là con il collega Francesco Ratai e abbiamo visto appunto che ci sono i cittadini che stanno facendo questo, cioè stanno portando nelle zone più alte delle loro abitazioni gli oggetti di valore. Ecco, ma Chiara, quindi, rischio, perdonami, quindi allo stato attuale a Padova, appunto, come dicevi, l'area golenale, lo ricordavamo poco fa, che è quella che impensierisce di più, andando alla memoria, insomma, al 2010, a quelle sponde del Bacchiglione, che entravano, quell'acqua che entrava in casa. Allo stato attuale non c'è altro provvedimento previsto se non il consiglio, l'invito ad alzare le cose nelle abitazioni, metterle sopra i mobili, ma non previsione... In questo momento sì. Dal pomeriggio dovrebbe iniziare la distribuzione di sacchetti di sabbia, li stavano predisponendo questa mattina, hanno lavorato i volontari della Protezione Civile a riempirli, e per ora sì, questi sono i due provvedimenti che sono stati fatti. Non si esclude, diceva appunto Michalizzi, che stanno pensando ad allestire una palestra dove eventualmente pensare ad evacuare qualche persona. Il numero di famiglie comunque che vive in zone a rischio è molto limitato. Se ci fosse un'uscita, si parla di uscita tutta in zone golenali. Questo per quanto riguarda la città di Padova. Bene, Chiara, torniamo a collegarci con te quando ci sono novità, quindi tienici aggiornati, buon lavoro, così a te come tutti i colleghi di Padova. Scuole chiuse anche martedì, questo lo abbiamo detto più volte. Vi mostriamo la pagina di apertura adesso del Mattino con l'allarme maltempo, lo vedete in apertura, quelle immagini
dei tanti volontari, di uno dei tanti volontari che scruta le acque nere del Bacchiglione. Rivedete le immagini del 2010, di fatto, quando si alzarono i livelli e di molto fino a raggiungere appunto le abitazioni soprattutto dell'area golenale, non solo, perché poi divenne quel catino a Bovolenta, no? Con la rottura di un argine poi nella zona di Ponte San Nicolò, e ricordiamo tutti molto bene, appunto divenne poi un catino l'area artigianale di Bovolenta. Ci fermiamo per pochi istanti davvero e poi torniamo ad aggiornarvi, perché arrivano notizie di minuto in minuto e da adesso in poi c'è la vera grande preoccupazione, che è per il pomeriggio, con il riprendere incessante di queste piogge. Torneremo a collegarci con Belluno nella zona di Bassano e così come Venezia, per mostrarvi l'acqua alta prevista per le 14:50 circa di oggi pomeriggio. Tra poco. Torniamo in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Allora, tra poco ci collegheremo con Belluno, Bassano, insomma, per mostrarvi anche quello che sta accadendo. Sapete che c'è grande apprensione, l'abbiamo detto, per la piena del Brenta, là dove spinge contro il ponte di Bassano, che è il malato per eccellenza tra le nostre infrastrutture. Da ieri è chiuso. Vediamo se abbiamo qualche ulteriore aggiornamento. Vi leggo intanto anche dal Gazzettino la fake news, il falso messaggio WhatsApp di cui vi abbiamo parlato, della Croce Rossa, non bevete l'acqua dai rubinetti, è una fake news, lo abbiamo ricordato poco fa. La 22 era chiusa per il rischio caduta di un traliccio, questo della zona ancora del nostro Veneto, ferito in queste ore, che rischia che si abbatta la tempesta perfetta nei prossimi minuti. Ditemi cos'altro possiamo far vedere in questo momento tra le nostre immagini o le interviste. Chiedo anche di raggiungere eventualmente al telefono Massimiliano Fedriga, insomma il governatore del Friuli Venezia Giulia, che così come Luca Zaia è al lavoro ininterrottamente da ieri proprio su questa emergenza maltempo che investe anche il vicino Friuli Venezia Giulia. Vedo il direttore Luigi Baccialli ancora da Venezia, tra poco ci collegheremo proprio con lui in diretta per documentare l'acqua alta in centro storico. Come Italo? Perfetto, dal Ponte dell'Accademia. Vediamo Luigi Baccialli. Allora sono le 13 quasi, siamo sul ponte dell'Accademia, appena rinnovato, come sapete, è stato interamente rifatto e come vedete non piove, ci sono tanti turisti e tutto va avanti regolarmente. C'è l'acqua alta ovviamente, ancora non siamo al picco, per ora il livello è attorno ai 125, si arriverà probabilmente ai 150 nel giro di un paio d'ore. Dietro di me vedete la Salute e questo è quanto. Vedete che la vita di Venezia va avanti regolarmente, sia pure con vari disagi. Il vento sta aumentando il vento e questo vuol dire che la previsione di 1,50 poi probabilmente sarà rispettata. Il traffico continua anche come vedete, taxi, acquei, ci sono i lancioni che portano i turisti all'aeroporto, poi ci sono ovviamente le barche dei veneziani che però non si avventurano con questo vento, nemmeno nel canale vanno solitamente in questi giorni di alta marea, e come vedete c'è anche un gondoliere che continua a lavorare. I vaporetti vanno a mezzogiorno, per cui tutto sembra abbastanza tranquillo.
Allora vorrei capire se riusciamo poi a collegarci, grazie al direttore Luigi Baccialli ancora da Venezia, ci sta aggiornando minuto dopo minuto, perché anche il Friuli Venezia Giulia, diciamo, è importante, ci segue in questa diretta, così come il Trentino Alto Adige. Allora è bene fare un punto anche con loro. Vediamo se riusciamo a raggiungere Riccardo Riccardi, assessore, vicegovernatore e assessore alla protezione civile. Altri aggiornamenti non arrivano e vediamo attualmente la preoccupazione, come sapete, è per le piene del pomeriggio. Fatemi sapere se abbiamo qualcosa appunto per dare ulteriori novità ai nostri telespettatori. Più di 250 volontari sono a lavoro dalla giornata di ieri, lo sapete, l'abbiamo sentito da Giampaolo Bottaccin. Abbiamo bisogno anche di riascoltare dalle parole del governatore Luca Zaia quanto è stato detto questa mattina. Appena sarà pronto ve lo riproporremo. Ha colpito anche quanto detto dal comandante dei Vigili del Fuoco del Nord-Est, il comandante Dattilo, che ha detto ci sono previsioni disarmanti. Ha utilizzato questo termine per quanto riguarda le previsioni meteo del prossimo pomeriggio. Il commissario prefettizio di Ponte di Piave ha disposto lo sgombero delle abitazioni site all'interno degli argini del Piave. Quindi notizia di pochi istanti fa: sgombero delle abitazioni site all'interno degli argini del Piave, questo a Ponte di Piave, ed era una delle preoccupazioni esternate proprio dal governatore Luca Zaia questa mattina. Sono preoccupato per il Piave, ha detto il governatore. Adesso stiamo per collegarci con Belluno. Nicola, fammi sapere quando appunto abbiamo novità. Eccolo qua, allora l'intervista al governatore Luca Zaia ve la possiamo riproporre, alcuni punti salienti ricordati in questa conferenza stampa, compreso anche l'appello a non rischiare per documentare quanto sta avvenendo. Vediamo. Tante precipitazioni, una pausa notturna che abbiamo visto tutti con una stellata, addirittura con la luna ben visibile in molte parti del Veneto, e poi ancora precipitazioni. Il momento di difficoltà sarà dall'oggi pomeriggio a serata alla notte, e abbiamo avuto dei picchi importanti. Ci sono previsioni fino a 400 mm d'acqua per metro quadrato, vuol dire acqua fino alle ginocchia. Pur vero che davanti a questi dati sappiamo che abbiamo delle allerte, prova ne sia che abbiamo le frane, si è chiusa la strada Gordina che poi è stata riaperta, si è chiusa la provinciale sul Forno di Zoldo che poi è stata riaperta, il rotolone ha riniziato a muoversi e molto altro ancora. Tanto per dire, l'Adige a Verona era 1 metro dall'apice dell'argine per poi uscire dal suo alveo e andare in città. Le previsioni purtroppo si sono confermate, noi non possiamo abbassare la guardia. Abbiamo fatto una buona attività preventiva, mantenendo semivuoti tutti i bacini montani, quindi i laghi di montagna, i quali ci faranno da serbatoio adesso per la bomba d'acqua. E in più entreranno in funzione le opere che abbiamo fatto, quindi Trissino, Caldogno e altre opere che abbiamo fatto. E ringrazio tutti per la disponibilità, che come al solito i veneti sono sempre disponibili per le attività di volontariato, dall'altro per evitare filmati, intasare strade perché tutti si vogliono fermare a fare il filmato del fiume in piena, frane, andare a vedere catastrofi. Statevene a casa, statevene da altre parti dove non c'è pericolo, perché il pericolo è sempre dietro all'angolo, anche per chi va a fare i filmati, soprattutto dico ai ragazzi di evitare questo. Allora, straordinari i nostri ragazzi che sono riusciti a riproporvi davvero in pochi minuti anche l'intervista al governatore Luca Zaia, che pochi istanti fa ha concluso la conferenza stampa che abbiamo seguito in diretta. Adesso cerchiamo di scoprire anche queste immagini nuove che sono arrivate, che riferimento sono, poi mi fate sapere. Allora, poi vi ricordavo questo è Bassanello, dico bene? Perfetto, ricordiamo dopo quanto è successo nel 2010, abbiamo vissuto praticamente lì per giorni e giorni, Ponte del Bassanello. Questa che vedete inquadrata è la zona di Paltana, Padova, appunto l'area golenale, dove ci diceva poco fa in diretta Chiara Gaiani, e queste immagini sono fresche, davvero di pochi istanti fa. È già stato chiesto ai residenti, non sono molti ma sono sempre
quelli che destano maggior preoccupazione in questi casi di emergenza. È già stato chiesto loro di alzare le cose, appunto verranno distribuiti i sacchi con la sabbia nelle prossime ore, nel pomeriggio, ci ha detto Chiara Gaiani. Oggettivamente ci permettiamo di dire che forse era un'operazione che andava fatta almeno già questa mattina, viste le classiche condizioni del Bacchiglione, in modo da avere un intervento tempestivo. Avverto la regia, mi sta richiamando il professor Dal Paus, vediamo se riusciamo a contattarlo. È da ieri insomma che non ci troviamo tra i vari telefoni. Ok, allora sì, Consorzio di Bonifica, il direttore Giuseppe Romano mi dicono che ha il collegamento con noi. Romano, mi sente? Sì, sono presidente comunque. Ecco, presidente. Sì. Ecco, sì, non ho capito. Pronto? Mi perdoni, non ho capito perché la linea è un po' disturbata. Sì, sono qui, sono Giuseppe Romano, il presidente del Consorzio di Bonifica Piave. Eccolo qua. Allora, senta, diciamo bene, citando le parole del governatore Luca Zaia, attenzione al Piave. Adesso dicevamo che a Ponte di Piave si sta predisponendo l'intenzione di sgomberare alcune abitazioni che sono site all'interno degli argini del Piave, nell'area golenale. Cosa ci può dire lei guardando il quadro intero che ha in mano? Beh sì, ha ragione il governatore nell'attenzionare la partita sul Piave, perché il Piave... La sentiamo poco, se può parlare un po' più forte Romano, la prego. Sì, certo. Allora, ha ragione il governatore Zaia quando dice che bisogna attenzionare il Piave. Oggi il Piave è il primo sorvegliato speciale della situazione e quindi il Piave è il primo sorvegliato, ma abbiamo delle situazioni che stiamo monitorando, tutto sotto controllo, quindi il Piave è il sorvegliato speciale numero 1 in questo momento. Ecco, senta, previsioni, perché abbiamo sentito anche il governatore Luca Zaia ovviamente citare i lavori di cui avremo bisogno, la diga di Ciano del Montello che è in progettazione e via dicendo. Cosa si sente di dire in questo momento con il rischio dell'arrivo di questa ondata nel pomeriggio e tardo pomeriggio? Siamo preparati anche con i lavori di cui il Piave avrebbe bisogno? Beh, il Piave è di competenza della regione, quindi il governatore è l'unico ad aver voce in capitolo su questa cosa, quindi è lui che ha ben definito le priorità del Piave. Credo però che ci siano, oltre a queste priorità, piccole priorità nel territorio, perché il territorio ha anche delle necessità, quindi oltre al Piave c'è anche bisogno di qualcos'altro. Oggi però certamente il Piave, come si diceva prima, è il sorvegliato speciale numero 1, per cui l'attenzione va data in questo momento al Piave. Romano, sa dirci per caso che portata ha in questo momento o è un dato per ora complicato? Si può stimare, si sta stimando intorno ai 600, 700, 800 metri cubi al secondo. 800 metri cubi al secondo. È una stima perché è difficile. A che soglia, diciamo, potremo allarmarci nel corso del pomeriggio? Guardi, i numeri che dicono di allarmarci parlano di 2.500, 3.000 metri cubi a Ponte di Piave. È lì il punto dove... Ma credo che lì sicuramente ci siano esperti maggiori del sottoscritto per quello che riguarda queste previsioni e i numeri. Anche perché, le ripeto, il Piave non è una competenza del Consorzio di Bonifica. Sì, 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 è chiaro, è chiaro. Nelle altre... Non voglio assolutamente invadere i campi altrui, né tantomeno diventare ingegnere idraulico in questo momento. Certo. Altre aree che segue lei, Romano, che cosa ci può dire? Guardi, noi guardi, in questo momento su Castelfranco Veneto c'è una morbida dell'Avenale, abbiamo aperto i bacini di laminazione e quindi sta rientrando un po' il problema. Non c'è mai stato un vero problema, ma siamo sul pezzo. Come siamo sul pezzo sull'area del Monticano, Livenza, perché quando si alza il Monticano si alza Livenza, si devono chiudere le paratoie e attaccare le idrovore.
e in questo momento siamo in questa fase, quindi una fase abbastanza distante dai problemi, quindi ripeto, al di là del Piave, sorvegliato speciale numero 1 in questo momento, dalle altre parti ci sembra che siamo tutto in ordine o abbastanza in ordine. Il problema però è nel pomeriggio e in tarda serata, perché il problema sembra di capire dalle previsioni che sarà nel pomeriggio e in tarda serata con un evento importante. Esatto. Grazie a Giuseppe Romano, buon lavoro ovviamente, queste ore importanti. Grazie a voi, è fondamentale il grazie. vostro lavoro. Torneremo a sentirci nel pomeriggio più tardi, insomma, se ha la disponibilità. Grazie davvero, buon lavoro. Cosa significa? Grazie. Gestire le acque di fatto, e capirete che è fondamentale come capire dove dirottarle, cioè quali bacini, e ci ha fatto sapere Romano del Consorzio di Bonifica Piave come sia già stato aperto quello del bacino di laminazione a Castelfranco. Questo consente di dirottare l'acqua nei canali scolmatori, di dirottarla in alcuni punti che siano invasi appunto già previsti, e come potrete immaginare questo abbassa il livello di fiumi e torrenti che devono arrivare sino al mare, proprio perché c'è il problema del vento di scirocco che quindi rende più complicato il deflusso dell'acqua sino a mare. Mi dicono che c'è anche l'intervista registrata poco fa all'assessore alla protezione civile di Vicenza, Matteo Celebron. È molto importante per capire che cosa succede a Vicenza, di conseguenza significa capire anche cosa succede a Padova poi diverse ore dopo, perché ovviamente il Bacchiglione da lì poi arriva nel Padovano, per citare solo il Bacchiglione. Sentiamo Celebron. Qual è la situazione a quest'ora in cui stiamo parlando? Siamo in diretta con il nostro telegiornale. Il COC è convocato in forma permanente qui a Vicenza, siamo con il sindaco e con tutti i tecnici sia di protezione civile del comune, siamo pronti a gestire l'emergenza e seguire tutto il protocollo. Ecco, in questo momento non è previsto nel corso della giornata di arrivare a toccare quel limite massimo a Ponte degli Angeli oltre il quale c'è l'alluvione. No, assolutamente no, però c'è un problema e ci sono delle problematiche da risolvere soprattutto sulla rete secondaria, scantinati. Abbiamo raccomandato ai cittadini di togliere le auto da scantinati e cantine e togliere i beni che potrebbero eventualmente essere danneggiati. Anche la pulizia delle caditoie è fondamentale, l'avete fatta? Assolutamente sì, nei giorni scorsi insieme all'assessore Cicero abbiamo provveduto anche alle aziende interessate, quindi AIM e Viacqua, a pulire le caditoie nelle zone critiche. Le zone in questo momento che sono più attenzionate a Vicenza, quali sono? Ma chiaramente Ponte degli Angeli, Teatro Olimpico, zone storiche da questo punto di vista, Palazzo Chiericati, ma anche tutta la rete secondaria. La previsione a Ponte degli Angeli qual è in questo momento? Di arrivare a che livello? La previsione è tra qualche ora di arrivare intorno ai 5 metri, non c'è un dato definitivo oggi che ci consegna il modello, ma si arriverà intorno appunto ai 5 metri. L'alluvione invece, l'esondazione è a 6,40. Assolutamente sì, intorno ai 6,28 c'è il rischio di esondazioni, però contiamo di non arrivarci. Quando ci aggiorniamo? Alle 17 di oggi pomeriggio sarà riconvocato il COC in forma allargata, quindi faremo un'eventuale e ulteriore rivisitazione, un check per capire quali sono le procedure anche con il modello aggiornato. Bene, buon lavoro. Grazie. Allora, così avete sentito Celebrone, ed è molto importante, appena è pronto, sì, vediamo e sentiamo il contributo del prefetto di Vicenza. Ecco, vi leggo, ma bisogna essere chiari, perché quella diffusa da quel fake che riguardava la Croce Rossa non è l'unico. In questo momento ce n'è un altro che abbiamo scovato, anzi ringraziamo, ci hanno segnalato via Facebook, e anche questo è privo di fondamento. Sarebbe una bufala quella che dà una notizia da ATS Acqua, diciamo, per il non utilizzo dell'acqua di rubinetto. Non c'è nessuna disposizione in tal senso. Chiedo conferma appunto alla redazione, cui abbiamo domandato intanto di verificare.
neanche ATS avrebbe dato una disposizione in tal senso, cioè del non utilizzare l'acqua di rubinetto. Anche questa è una bufala che gira. Se la leggete su qualche sito, come ci è stato segnalato, è priva di fondamento. Così allo stato attuale, a questo momento, e così sentiti i vertici di questa azienda. Quindi Croce Rossa ha dovuto smentire quella fake news con un tweet, così fa ATS tramite Antena 3 con l'intervento di Baratto, che ringraziamo. Frana a Villorba, franata la parete di terra della tangenziale di Catena di Villorba, mi dicono. Appena sono pronte queste immagini allora le mostriamo. Prima andiamo con Carlo Inghilleri insieme al prefetto di Vicenza. Mi dicono che appunto abbiamo registrato pochi istanti fa, lo ascoltiamo. Qual è la situazione ancora a Vicenza? Con Sua Eccellenza, il prefetto di Vicenza, quali sono le ultime novità? La situazione è monitorata costantemente e già da ieri sono 24 ore che la sala operativa è attiva, appunto, e in tutta la piena operatività ci sono tutte le componenti del sistema di protezione civile, e mi riferisco anzitutto alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, e anche i consorzi di bonifica, alla polizia stradale, la rete ferroviaria e un po' tutti, quindi il servizio, il SUEM, la Croce Rossa. Quindi cerchiamo di dare il massimo anche per quanto riguarda la circolarità di notizie e per quanto riguarda gli interventi che si dovessero rendere necessari. Ecco, in questo momento non sono segnalate delle emergenze, tranne a Posina, dove una famiglia, un nucleo che era rimasto isolato, 8 persone sono state spostate, me lo conferma? Sì, il Comune sta individuando una soluzione alloggiativa alternativa presso una struttura alberghiera. Sono 8 persone e quindi erano rimaste isolate per un problema di carattere idrogeologico. Anche il SUEM ha liberato dei posti letto in caso di emergenza. Ci sono state delle dismissioni da alcuni reparti. Ci sono state delle dismissioni e quindi si sono liberati ulteriori posti che dovessero in caso di emergenza, sperando che non ce ne sia bisogno. C'è l'impegno di tutti e quindi anzitutto seguendo al massimo e tenendo costantemente informate. Vi ringrazio anche di questa possibilità per tenere costantemente informata la popolazione. Ultimo punto, il centro cooperativo in questo momento sta lavorando anche sulla possibile apertura del bacino di laminazione a Caldogno. Questa è una decisione che verrà presa a livello regionale e sappiamo che ci sarà a breve una riunione che avrà appunto come oggetto la possibile apertura del bacino di laminazione di Caldogno. Ovviamente voi me lo insegnate e questo ha effetti positivi sulla città di Vicenza. Ecco, quando si verrà aperto si raggiungeranno i livelli che sono previsti da questo piano di emergenza. Comunque possiamo concludere dicendo che al momento non sono segnalate emergenze. Non sono previste. Al momento non ci sono state segnalate particolari emergenze e poi ci auguriamo che la situazione permanga quale è quella attuale. Bene, ringraziamo Sua Eccellenza il prefetto di Vicenza. Grazie a voi. Allora è così, grazie anche a Carlo Inghilleri da Vicenza. Tra poco ci colleghiamo ancora con Belluno. C'è da seguire quanto succede per l'acqua alta a Venezia e la zona del Bassanese, del Vicentino, come avete visto fino ad adesso. Eccole qua le immagini, vai pure Italo. Franata la parete di terra della tangenziale a Catena di Villorba, come vedete per le piogge intense delle scorse ore. Una parte è piccola cosa, ovviamente è già stata delimitata, però comunque importante anche perché lì c'è lo scorrere, come vedete, continuo delle auto e quindi dovrà essere poi monitorata e messa in sicurezza nelle prossime ore. C'è anche da capire per esempio qual è la fotografia del territorio che potrebbe fare Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso, e che cercheremo di avere ospite poi nel corso della giornata, anche perché come potete immaginare è fondamentale per chi è impegnato ora nella macchina dell'emergenza essere sul posto, ma allo stesso tempo utilizzare e sfruttare, come stanno facendo e come è sempre capitato in questi casi, anche le nostre TV, Antena 3, per diffondere messaggi che sono fondamentali per la popolazione. Uno di questi, lo vogliamo ricordare davvero
ogni volta che possiamo, è quello che ha dato Luca Zaia questa mattina. Primo, grazie per quanti si sono proposti in queste ore, ma non c'è ancora l'urgenza, il bisogno di ulteriori volontari tra i civili. Il secondo è: non andate a riprendere da adesso in poi, soprattutto quando la situazione diventerà davvero critica e pericolosa con l'invasione delle aree golenali, i punti più a rischio del nostro territorio. Non fatelo, perché preferiamo trasmettere un video in meno ma aver salvato più di qualche vita in queste ore. Allora vi confermo quanto detto così dalla Croce Rossa, così come anche da ATS. Non leggete, non fate caso a quei messaggi che magari trovate su Facebook o attraverso altri siti che potrebbero sbagliare in questi minuti. ATS smentisce, non c'è nessun limite all'utilizzo dell'acqua di rubinetto fino a questo momento, e ci sentiamo di ricordarvelo, ovviamente, perché è importante per la popolazione non allarmarsi e non scatenare quell'isteria anche sul fronte della sicurezza e della salute pubblica in questo momento. Abbiamo la pubblicità. Prima vi chiedo, possiamo sentire il sindaco Rucco di Vicenza? Ancora un flash su Vicenza, così poi per spostarci su altre province sentiamo il sindaco Francesco Rucco. È stranissima, non si percepisce il pericolo in città, però in realtà c'è una macchina organizzativa che si sta organizzando. Ma è un fenomeno che non va sottovalutato, basta vedere sui siti preposti dell'unità di crisi della Regione Veneto i segnali e gli annunci che ci hanno mandato. Non possiamo sottovalutare assolutamente, perché ci sono in gioco sia le persone che i beni materiali delle persone stesse, e quindi vanno tutelate per quanto possibile si può fare rispetto a un fenomeno così forte. Nell'Alto Vicentino ci sono già zone isolate, l'acqua scende poi dai monti e arriva a valle, e quindi va monitorato il fenomeno, che nella notte in particolare sarà più intenso. Le piogge saranno intense nel pomeriggio, dall'1 in poi fino alle 19 della sera, e dopodiché si arrivano le piene. La piena maggiore quando è prevista? La piena maggiore è intorno alla mezzanotte e arriva a 5,40 m, 5,30 m, 5,40 m. Chiaramente dovremo capire anche come verrà utilizzato il bacino di eliminazione di Caldogno, che in teoria a quelle altezze dovrebbe entrare in funzione con un collaudo. Prima non si può aprire, ovviamente. Sta al genio civile deciderlo, io auspico che venga fatto in tempi giusti per evitare i minor danni possibili. Sindaco, adesso parlava dell'arrivo di una bomba d'acqua, ha già dato istruzioni soprattutto per sottopassi, piste ciclabili? Sì, abbiamo dato indicazione di monitorare i sottopassi e le piste ciclabili, che sono le zone più delicate, quindi ai cittadini dico di intraprenderli solo se c'è semaforo verde, solo se non vedono acqua, altrimenti usino altre strade, ed è per questo che abbiamo anche deciso di chiudere le scuole con il prefetto, perché il prefetto giustamente, come è venuto in altre province anche per motivi di circolazione, non ha voluto sovraccaricare le strade. Si hanno idea di quante persone, quanti uomini sono impiegati in questa emergenza? In realtà la mobilitazione in regione sono di 15.000 uomini della protezione civile, in città di Vicenza sono chiaramente alcune centinaia di persone che si stanno muovendo sul territorio per monitorare e poi pronti a intervenire. Quali sono le zone della città più a rischio secondo lei? Sicuramente le zone classiche, quelle della zona industriale, Ponte degli Angeli, Viale Trento, quelle che hanno sempre un po' sofferto. Bisogna dire che rispetto al 2010 sono state fatte delle opere di contenimento importante lungo gli argini da parte anche del genio civile, quindi vedremo anche qual è l'effetto. Non vorrei creare eccessivo allarme, la gente deve stare tranquilla, ma non sottovalutare il fenomeno, che è necessario quindi seguire le istruzioni, tenersi informati, iscriversi alla messaggistica del comune, quello che abbiamo diffuso, che possono trovare sul sito del comune e sulla pagina Facebook del Città di Vicenza.